Al mondo ci sono paesi estremamente sviluppati e paesi in via di sviluppo molto poveri. Entro il 2030 le Nazioni Unite sperano di ridurre il divario tra i diversi paesi e le diverse popolazioni, un divario che si basa su classe, sesso, età, religione, etnia e opportunità. Alla fine del 2019 si è stimato un tasso di disparità tra l'uomo e la donna superiore al 25% in vari settori lavorativi e in certi ambiti, come ad esempio nelle professioni imprenditoriali o nell'industria delle costruzioni, il divario raggiunge il 60%. Cosa possiamo fare? Sostenere i paesi in via di sviluppo tramite volontariato o donazioni, promuovere l'inclusione sociale verso persone che presentano condizioni di svantaggio sociale, sia per offrire loro un vero e proprio supporto, sia per sviluppare un maggior senso civico ed extracomunitario, permettendo dunque a chiunque di accedere ai servizi fondamentali, garantire a tutti e a tutte pari opportunità in ogni luogo ed occasione. Per approfondire queste ed ulteriori tematiche sulla sostenibilità, iscriviti al corso di base sullo sviluppo sostenibile di UniUd.